Torniamo in diretta e chiudiamo oggi con un salto proprio al ciclismo e al Giro d'Italia che arriverà proprio nella nostra regione il 27 maggio da Tarvisio a Lussari. Si tratterà di una cronometro individuale estremamente impegnativa. I primi 10 km circa si svolgeranno sul piano e una leggera discesa lungo la ciclovia Alpe Adria e permetteranno quindi di sviluppare grandi velocità. Poi, una volta giunti al torrente Saisera, partirà questo cronometraggio intermedio. Inizieranno circa 8 km pavimentati in cemento che portano poi al santuario, e il tratto di salita vera e propria consiste in 7 km e mezzo, propone delle pendenze attorno al 12% medio, con i primi 4,8 km al 15%, quindi li possiamo paragonare al tratto centrale del Monte Zoncolan, con una parte finale ondulatoria, un breve strappo fino al 22%, in cui si entra proprio nel paese del Monte Russare, seguito poi da una breve discesa e una risalita fino all'arrivo. Saranno in tutto 18,6 km, un dislivello di 1050 metri, ma noi ne parliamo in questa intervista e questo servizio che trovate anche in video sui nostri social con l'organizzatore Andrea Cainero. Questa è una serata molto importante per il Giro d'Italia, per Tarvisio, per il tarvisiano, ma soprattutto direi per tutta la nostra regione, il Friuli Venezia Giulia, perché è una tappa importantissima che coronerà un sogno che era quello di mio padre di arrivare in cima al Monte Russari, che non è solo un monte, non è solo una salita, ma è un santuario di grande storicità e di grande rappresentanza di tutta la nostra regione, il nostro territorio. E questa appunto è la serata di lancio ufficiale di questa tappa, che è stata realizzata grazie alla collaborazione di tutti. Qui c'è un lavoro sinergico, c'è un comitato organizzatore, c'è un insieme di comuni, c'è il promoturismo, c'è la protezione civile, ci sono gli alpini e tutte le associazioni che lavorano per questo obiettivo. Quindi lavoriamo tutti insieme per il bene del nostro territorio e per far sì che questa tappa importante sia non solo il coronamento di un sogno, ma anche il punto di partenza verso nuovi traguardi.